prenotato un ristorante molto figo, molto chic, molto in, non ci sei mai stato, ma finalmente l'hai prenotato. La vai a prendere con la macchina e parcheggi vicino al ristorante. No, tavolino appartato. Attenzione, questa è la sedia, la donna si siede qui. Non si sa perché. Vestita bene si siede così. Tu ti siedi qua, lei si siede qua. Arriva il maître. Ragazzi, svegli, sono tutte battute. Il maître, dai. La tromba d'aria, l'acqua. Siete rimasti colpiti, ma il maître, è stato mezz'ora, spero. Cosa rifaccio? Di qua. Arriva il maître. La scelta per quanto riguarda lo spettacolo è caduta su un amico, perché Paolo è venuto qui a Del Bignasco in altre 2 occasioni e chiamandolo ha detto che è molto contento di venire e partecipare per questo evento. Mi ero un po' preoccupato perché pensavo che facessero parlare tutti quelli del pubblico. Poi aspettavo il sipario, sono una crisi. Sono qui perché fare del bene fa bene sia a quelli che fai bene, ma anche a te che fai del bene. È tutto un circolo vizioso del far bene. Io sono anni e anni che aiuto quando posso, quando sono libero, quando ho voglia, e quindi penso che sia già la 3ª volta che sono qui, quindi vuol dire che questa voglia è vera. Di mia moglie ho sempre parlato male, grazie alla televisione, a Zelig, ho fatto 14 anni di Zelig, ho sempre parlato di mia moglie, di my wife, e mi rivolgo ai giovani, my wife. Ho fatto questa battuta a Salerno, non l'ha capita nessuno. L'iniziativa è nata in questa maniera. Noi avevamo già deciso di poter fare questo evento per quanto riguarda come associazione. Poi con il Consiglio Comunale abbiamo saputo che volevano organizzare un evento per la Riviera del Brenta. I consiglieri comunali di tutti i gruppi del nostro Consiglio hanno proposto di portare avanti questa iniziativa di solidarietà nei confronti dei cittadini dei comuni della Riviera del Brenta colpiti dai tragici eventi dell'8 luglio scorso, per poter ricordare questa calamità e poter anche raccogliere dei fondi che andranno poi al comune di Mira. Per quanto riguarda l'incasso, la gente ha risposto molto bene, la prevendita è andata bene. Non vorrei sbilanciarmi, ma attendiamo un po' i biglietti che abbiamo venduto. Presumo che dovremo essere arrivati sui 3.000 euro. Albignasego è sensibile a queste iniziative perché ha vissuto in prima persona qualche anno fa con gli episodi che tutti conosciamo dell'alluvione e prima della tromba d'aria, queste calamità naturali e la durezza con cui si abbattono sui nostri territori. Amore, tutto amore, divertimento, finché proprio il tuo cuore che ti spinge a proporre alla tua donna, prendiamo una casa, ma che affitto, compriamola. Lei con degli occhi neri grossi così, dolcissimi, con le ciglia lunghe così, guarda dentro l'anima, con un filo di voce ti fa, la arrendiamo insieme.